Come si caratterizza il percorso sui 3 anni? Allora, i 3 anni sono così strutturati. Il primo anno è più un anno di orientamento in cui i ragazzi devono capire se questa è la loro strada. Naturalmente faranno molti lavori di gruppo, faranno delle attività di gruppo anche come le scienze motorie che fanno in palestra qui a Chiavari e quindi il primo anno ha questo obiettivo insieme all'effettuazione di una parte laboratoriale in pratica in cui loro realizzeranno un impianto proprio di un bagno. Invece il secondo e terzo anno è caratterizzato soprattutto dall'esperienza in azienda dei ragazzi e quindi loro devono essere pronti per entrare nel mondo del lavoro e quindi loro per più di un mese andranno in azienda e saranno a contatto con i tutor aziendali che gli faranno vedere le competenze e gli insegneranno le competenze di riferimento a questa figura professionale. I ragazzi tra pochi giorni andranno in Irlanda, come mai? Che cosa faranno? Bene, e in Irlanda abbiamo attivato un progetto transazionale con questi colleghi irlandesi nei quali noi andiamo all'interno di una struttura nella quale c'è una scuola dove alla mattina ci accolgono e quindi faremo scuola di inglese. Invece al pomeriggio andiamo a fare delle visite aziendali all'interno delle quali ci faranno provare e vedere quali sono i loro esperimenti, perché andremo anche all'università di ricerca per vedere le nuove tecnologie in ambito termoidraulico. E visiteremo costantemente tutti i pomeriggi aziende nuove per vedere a che punto sono arrivati loro con le loro tecnologie, mentre alla mattina tutti i giorni andiamo a scuola. La cosa bella è che proprio il corso di studi si trasferisce in Irlanda, loro li studiano e lavorano. Come siete arrivati a questa iniziativa? Ma dunque, il progetto di mobilità transazionale è iniziato nel 2012 quando siamo andati a Londra. La cosa particolare di questo corso è che quest'anno riusciamo a integrare all'interno del corso, quindi diventa attività curriculare per quanto riguarda i ragazzi ed è all'interno del loro percorso scolastico.